Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Una buona serata. Questa sera al Palahockey di Forte dei Marmi iniziano i recuperi che porteranno con la data del 29 a pareggiare il numero delle gare giocate fra tutte le squadre. E proprio qua si gioca a Forte dei Marmi Montebello, che è il recupero della quarta giornata se non vado errato, e si affrontano due squadre decisamente toste. Prima di andare ad analizzare quella che è la gara, sappiamo che ci sarà un minuto di silenzio a ricordo per la scomparsa del consigliere federale Mario Franconetti. Aspettiamo che l'arbitro chiami al centro i suoi. Intanto vediamo le formazioni che saranno guidate in pista dai due arbitri di Domenica e Carmazzi. E il Montebello si presenta con i due portieri Edi Nicoletti e Giovanni Bovo. Poi abbiamo Carlo Bertinato, Simone Bolla, Juan Farisa, Antonio Michelez, Diego Nicoletti, Nunio Paiva, Massimo Tataranni e Filippo Zamboni. Il Forte Marmi risponde con la formazione tipo, con Bertozzi e Gnata a difesa della porta. Poi abbiamo Motaran, Casas, Ambrosio, Rubio, Burgaia, scusate, Maremmani, e l'ultimo è Giovannetti, ma le formazioni sono a centropista per il minuto di silenzio, lo rispettiamo insieme a loro e poi torneremo a parlare della gara. Dunque formazioni già in pista, Giulio, partita importante anche perché insomma questo Montebello è formato da uomini con grande esperienza. Sì, infatti è un gruppo, diciamo, di elementi esperti: Diego Nicoletti, Edi Nicoletti fra i pali, Farizza e naturalmente Tataranni, e poi due giovani stranieri, uno spagnolo e un portoghese, provenienti dalla seconda serie. Uno è dalla seconda formazione del Barcellona, l'altro da una formazione spagnola, anche il portoghese di seconda divisione, però di cui si parla molto bene, Paiva e Migueles. Tanto siamo partiti, vedremo. Il Montebello è reduce dalla sconfitta contro il Trissino, ma sappiamo tutti il livello del Trissino, giocata 48 ore fa perché hanno giocato domenica. Quindi vediamo la prima conclusione di casa, se riparte Diego Nicoletti. Diego Nicoletti che appoggia su Paiva, ancora per Farisa, il capitano della formazione, che cerca di andare in profondità, attaccato da Rubio. Attenzione che è un rimbalzo maligno, sfera che rimane lì, ma la porta via Motaran, che poi scivola, cade a terra, non è niente da fare. Dunque Nicoletti, Farisa, Paiva e con il numero 7 Michelez mette in pista il meglio. Ricordo che in panchina abbiamo un signore che si chiama Tataranni. Il Forte dei Marmi risponde con Ignata fra i pali, Ambrosio, Casas, Motaran che se ne va per vie centrali, fa partire la botta ma è murata dall'avversario, e Rubio. Comunque sono i 5 di Orlandi. Dall'altra parte l'allenatore sappiamo è Chiarello. E intanto veniamo alla cronaca diretta con il Forte dei Marmi che non riesce a controllare una sfera, che subisce il fallo dei 5 secondi. Dunque la punizione in favore del Montebello in tenuta classica bianco-rossa, la rosso-blu per il Forte dei Marmi. Tutto pronto per la battuta, la sfera è per il Montebello che cerca di sfruttarla, ma il tiro del numero 7 Michelez è debole, dunque Rubio può rimpostare l'azione d'attacco per i suoi. Ancora Motaran in possesso di pallina, Rubio, Casas, percussione, sfera all'indietro, ancora Rubio,
che poi se ne va dietro porta, cerca sul primo palo di ingannare il portiere, non gli riesce, e c'è adesso il fallo di Farisa su Ambrosio, fallo di squadra, ci ha battuto il tiro di Casas, è ben parato, dunque niente di fatto, aveva battuto a sorpresa Ambrosio. Diego Nicoletti in possesso di sfera, dall'altra parte Farisa, grande esperienza dei due. Farisa spagnolo, oramai in Italia da diversi anni, conosce molto bene l'hockey italiano. Ancora Nicoletti per Paiva che se ne va, supera l'avversario al centro, Gnata, ma poi sulla ribattuta Farisa fa l'1-0 per il Montebello. Un'ottima azione di Paiva che supera l'avversario, la scarica sul portiere, bravo Gnata sulla ribattuta, Farisa a 2 passi, non può far niente il portiere rosso-blu quando sono passati 2 primi e 16 secondi. Giulio. Sì, inizio in salita come non vorrebbe mai Orlandi, che predilige, no, la partenza forte e possibilmente con il vantaggio. Però nell'hockey ci sta anche questo, l'hockey sappiamo benissimo che è uno sport imprevedibile. Intanto Motaran prova a darla al centro per Rubio, ma non ce la fa, recupera Ambrosio, ma c'è un fallo commesso dal numero 5. Sì, è stato un attimo di disattenzione difensiva, perché Gnata sulla prima c'è arrivata, poi però Farisa è arrivato prima dei difensori del Forte dei Marmi e ha messo dentro da posizione abbastanza agevole. Farisa, che ricordo, come già detto, giocatore molto esperto. Attenzione adesso la sfera controllata da Nicoletti che la spara all'angolo, dove c'è Michelez che la può manovrare per i suoi. Ancora all'indietro per Nicoletti, lontanissimo, il passaggio per Michelez, cerca di far fuori Ambrosio, non gli riesce, è costretto a rimpostare l'azione d'attacco, si difende la formazione allenata da Orlandi. Farisa, su di lui va Motaran, cerca di andarsene, ma alla meglio Motaran, ma solo momentaneamente. Farisa in anticipo riesce a girarla indietro per Nicoletti ancora in profondità per Farisa, all'indietro Nicoletti, cerca un compagno, poi si allarga in fascia destra, tenta un tiro accompagnato per il tentativo di spizzata di Paiva che non riesce. Ambrosio prende sfera, la riporta in avanti, serve Motaran, dall'altra parte Rubio che avanza, esce dalla zona buia Rubio, supera un primo avversario, poi è costretto dietro porta, incrocia, raddoppio maschio su di lui, l'arbitro dice si può proseguire, il tiro di Casas si impenna sulla deviazione avversaria, ancora un po' di confusione in area di rigore, ne esce Farisa che se la porta via fra 2 avversari, fermato, sfuma la possibilità del contropiede, ma è ancora il Montebello a manovrare. Adesso l'intervento di Gnata con la stecca, l'arbitro dice fuori dall'area di competenza, ma a mio avviso era ancora là dentro. Comunque di fatto c'è la punizione in favore del Montebello. Fascia destra, sfera all'indietro, Nicoletti, il missile murato, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco. Si riprende con la punizione in favore del Montebello quando mancano 20 e 47. Ricordo il risultato: Farisa, il tap-in sulla respinta di Riccardo Gnata, fa 1-0 per la formazione allenata da Chiarello. Dunque vediamo che il gioco è fermo, si sta attendendo qualcosa, niente, probabilmente si sono parlati con l'auricolare gli arbitri, visto che si è avvicinato al banco dei cronomatisti il signor Carmazzi. Ancora il Montebello che può manovrare, poi la sfera è persa, Rubio davanti a sé il Farisa, tenta il tiro, passa al lato, ancora per il rosso-blu la pallina con Ambrosio in possesso di sfera, in orizzontale per Rubio, da questi a Motaran, Rubio ancora, percussione in fascia destra, si accentra, poi tenta il filtrante che non riesce, ma comunque Ambrosio in possesso di pallina, sfera al centro dell'area, attenzione contropiede, 2 contro 2 con Nicoletti che si fa anticipare molto bene da Casas, poi Nicoletti va a agganciare Casas, l'arbitro decide per il fallo di squadra, c'era l'aggancio da dietro con la stecca, il regolamento non parla di fallo di squadra, ma comunque prendiamo atto della cosa. Ancora Casas per Rubio, Motaran, Rubio lontanissimo, esce dalla zona buia Casas,
percussione, sfera al centro con il casco, se non vado errato. Nicoletti riesce a toglierla all'angolino. Grande azione, grande parata del portiere. Tanto Nicoletti torna in avanti, in profondità c'è l'anticipo, una telefonata per Rubio che gira dall'altra parte su Casas. Velocità di Casas, supera l'avversario, la mette al centro, il miracolo di Diego Nicoletti, se non vado errato, che va a intercettare una gran bella azione del rossoblu, che avevano messo con Casas la sfera sul palo lontano. Adesso è Farizza che sbaglia di un soffio su una palla persa dal Forte dei Marmi, cercava di approfittarne subito il Montebello. Farizza la mette fuori di un soffio, ma è un Montebello pericolosissimo. Il Forte dei Marmi ha avuto qualche buona occasione, ma c'è ancora molto da fare. Sì, un Montebello molto deciso in difesa, forse magari qualche intervento più degli arbitri ci vorrebbe, perché effettivamente per il Forte dei Marmi, al di là dei meriti dei difensori del Montebello, ci sono molti contatti fisici che non è che favoriscono il controllo di palla. Comunque, a parte questo, Montebello ottima squadra, un grandissimo Farizza in questi primi minuti che sta giocando praticamente da tutte le parti, è dietro e anche avanti a suggerire, oltre ad aver segnato chiaramente la rete. È sicuramente un giocatore che in Italia ormai ha trovato il suo, diciamo così, habitat naturale, ma è anche molto cresciuto dalle prime stagioni, se non vado errato, nel Valdagno, mi pare, le prime che ha giocato in Italia. Comunque è un giocatore che ormai appunto calca già da parecchi anni i palcoscenici della Serie 1 italiana e è molto cresciuto proprio a livello di uomo squadra, diciamo così. Bene, dunque passato il time out, vediamo che saranno i correttivi. Ricordo time out chiesto dal Montebello. Il Forte dei Marmi non ha effettuato sostituzioni, lo stesso per il Montebello. Farizza in profondità, Paiva, Michelez, sfera all'indietro, ancora ulteriormente per Nicoletti. Michelez, l'accelerazione, attaccato, la sfera è ancora per la formazione biancorossa. Il tiro è però intercettato, ma torna a manovrare con Farizza, attaccato in seconda battuta, poi c'è il fallo di Farizza su Rubio, la punizione già battuta. Forte Marmi che torna in avanti con Motaran, supera un avversario, ma c'è il blocco vistosissimo, dice l'arbitro, da parte di Ambrosio. La punizione dunque in favore del Montebello. Manovra la formazione vicentina con Diego Nicoletti nel cerchio di centropista, fascia destra per Michelez, cerca di andarsene alla guardia di Rubio, gli allunga sfera, ma ancora il bianco-rosso. Attenzione, Nicoletti si ferma alla balaustra, la dà all'indietro, la sfera però è recuperata dal rosso-blu. Il rilancio di Motarana è troppo veloce per tutti, regaliamo sfera e forse questa è la cosa peggiore da fare, dobbiamo manovrare con calma. Attenzione, Nicoletti tenta l'appoggio, ma è un tiro debolissimo. Una telefonata per Riccardo Gnata che consente a Rubio di tornare in avanti, Rubio all'indietro, Motaran si allarga, cerca lo scarico, trova l'appoggio del compagno in Ambrosio ancora a centropista e Motaran a centro area, poi il tentativo di Rubio per consentire la ribattuta, niente da fare, Rubio in percussione, poi la cede per Ambrosio, spintonato, la sfera, ancora il gol! Casas, la premiata ditta, Ambrosio Casas permette a Marty Potter Casas di pareggiare. Bella azione, sfera dietro porta al centro dell'area dove Casas anticipa tutti quando sono passati 7,51. Giulio. Bel gol, fra l'altro la pallina Nicoletti non ha colpa perché è passata sotto una selva di gambe, è stato bravissimo Casas a trovare l'angolo e il punto giusto, però tanta attenzione, c'era Paiva che intanto riparte il Forte dei Marmi. Comunque Casas ancora e Ambrosio, questa volta si scambiano, contropiede perfetto, Casas per Ambrosio e 2-1. Ambrosio che
firma l'ennesima sentenza, veramente contropiede pressoché perfetto. Abbiamo già visto quello che sono un paio di situazioni importanti per quanto riguarda l'hockey in generale, il contropiede e la ribattuta, perciò 2-1 del Forte dei Marmi che in una manciata di secondi ribalta il risultato. Rubio in possesso di sfera, avanza il tiro di Rubio, impegna il portiere ma la sfera schizza lontana, la recupera Casas per Rubio, per Motaran, ancora Motaran, la sfera lunga, interviene però il numero 5 Paiva, c'è il fallo a carico, vediamo quello che è successo. Comunque è stato fischiato un fallo in favore del Forte dei Marmi, poi il contatto fra, se non vado errato, Rubio e Farisa. Vediamo che quelle che sono le decisioni dell'arbitro, che dice a Diego Nicoletti e a Capitan Farisa di accomodarsi. Farisa si teneva al volto, sinceramente Giulio non ho visto quello che sia successo. Ma quando l'arbitro aveva già fischiato, i due giocatori erano sbilanciati, sono caduti, mentre cadevano Rubio ha colpito, ma era girato dalla parte opposta con la racchetta, probabilmente ha colpito al volto Farisa, e mi sembra del tutto involontario la cosa, tant'è che poi alle proteste di Farisa il signor Di Domenico lo ha richiamato ufficialmente, e quindi vabbè, Rubio era anche andato a scusarsi. Mi sembra, ripeto, se non ho visto male era anche a gioco fermo, perché l'arbitro aveva appena fischiato e i due si sono strattonati e continua a brontolare, a protestare Farisa, e Carmazzi cerca di andarla a calmare, poi se la prende anche con la panchina Farisa. Sì, si lamenta molto Farisa, ha rischiato anche tantissimo, perché dopo che l'arbitro l'ha invitato a andare a farsi medicare continua ad andare sul volto all'arbitro, insomma ha rischiato tantissimo. Se non ho capito male c'è l'ammonizione verbale per Farisa che non ci stava, probabilmente, insomma capisco che essere colpito non fa piacere, ma bisogna anche vedere quello che è la situazione. Intanto adesso si parla con il banco dei cronometristi. Ricorda ancora Farisa al secondo minuto fa l'1-0 su respinta del portiere Riccardo Gnata, che aveva sventato un pericolo di Paiva. Intanto Giulio. Sì, fra l'altro mi pare che Di Domenico sia andato proprio a mimare a Chiarello, l'allenatore del Montebello, come è andata l'azione. Mimava con un braccio e in effetti, da come l'ho vista io, è chiaro che poi bisognerebbe rivederla, ma poi comunque è avvenuta a velocità normale la cosa. Mi sembrava del tutto involontario, perché Rubio stava cadendo dall'altra parte, quindi non vedeva letteralmente dov'era la racchetta. Comunque insomma, fortunatamente non si è fatto nulla di grave. Ecco, la cosa importante, Farisa non ha avuto, anche se vedo che continua a lamentarsi, probabilmente perde un po' di sangue, ma non mi pare che gli sia stata applicata nessuna medicazione. Intanto l'occasione per il Forte dei Marmi sfumata, adesso è Paiva in possesso di sfera, al posto di Farisa ha fatto il suo ingresso in campo Tataranni, un grande Rubio soffia a sfera all'avversario, è imposta l'azione per il rosso-blu, che ricordo conducono per 2-1. Farisa al secondo minuto, fra il settimo e l'ottavo Casas e Ambrosio, dunque 2-1 per la formazione di Orlandi. Con la pallina che schizza lontana, Tataranni la riconquista per i suoi, serve in fascia sinistra Michelez che va alla conclusione altissima, sfera fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del rosso-blu, ma l'arbitro facendo che bisogna inverte la punizione, ha visto una deviazione, dunque la punizione viene data al Montebello. Tanto vediamo Carmazzi che va a parlare con Casas a spiegare il perché ha invertito la punizione. Non capisco se quello che deve succedere. Niente, battuta la punizione, Paiva per Tataranni, il tiro è debole, la sfera è recuperata da Ambrosio che la porta in avanti per i suoi. Rubio, Ambrosio, Casas in orizzontale, intanto si sta scaldando Burgaia. Casas ancora cerca e trova Rubio,
c'è il blocco di Ambrosio e l'arbitro dice che c'è il fallo, costa il terzo fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi. A quota 3 anche il Montebello. Nicoletti in possesso di pallina, orizzontale ancora per Michelez, in profondità per Tataranni che la mette al centro, dove però arriva Motaran, la sfera dall'altra parte, Rubio, percussione solitaria, missile di Rubio, deviazione del portiere, la sfera recuperata poi dal numero 5 Paiva che la riporta in avanti per i suoi. Nicoletti va alla conclusione e trova l'angolo giusto. Nicoletti fa 2-2, servito dal compagno in profondità. Nicoletti si allarga e fa secco Riccardo Ognata quando sono passati 10 primi e 0-3, dunque tutto da rifare, ancora parità fra le due squadre. Intanto l'ingresso di Burgaia va a respirare Casas. Sì, un rasoterra micidiale di Nicoletti dal limite dell'area, che probabilmente ha trovato anche un'Ognata coperto, perché se l'è vista arrivare probabilmente sbucare all'ultimo. Comunque un gol importante per il Montebello, che dimostra come questa partita sia ancora tutta da giocare, ma soprattutto molto incerta, perché il Montebello non sta, attenzione, una conclusione, ancora un'altra, questa volta alta di Rubio. Dicevo che il Montebello non sta sicuramente a guardare. Tanto battuta la punizione, Paiva, Michelez, scusate, in possesso di sfera, finisce a terra e l'arbitro dice che c'è il fallo di squadra e c'è il richiamo verbale per Paiva che andava a lamentarsi. Partita molto molto nervosa in questo momento, le due squadre non ci stanno, ma il Forte dei Marmi deve obbligatoriamente trovare la calma e manovrare, che poi è la cosa che gli riesce meglio, senza andare a forzare il tiro. Partita lunghissima, ci sono ancora 40 minuti quasi da giocare. Il fallo era a favore del Forte dei Marmi per il controllo con il pattino da parte di Paiva. Battuta in questo momento, Burgaia fra due avversari in orizzontale, ancora Burgaia per Motaran al centro, ma c'è Tataranni che interviene, recupera la sfera, aspetta il piazzamento dei compagni, serve in fascia destra Michelez, ancora lui per Tataranni, sfera dietro porta, Tataranni si apposta al centro dell'area, la pallina all'indietro per Farizza, subentrato a Paiva, ma la recupera Burgaia, serve Motaran, da questi a Rubio per Casas, scusate, per Ambrosio che la gira all'indietro, Rubio ancora per Ambrosio, supera un avversario, serve Motaran con Nicoletti, sfida a due, ancora Burgaia fra due avversari, dietro porta per Ambrosio, per Burgaia, Ambrosio ancora, Rubio, missile dalla distanza, il tentativo di deviazione non esiste, c'è una sfera che si impenna, la punizione in favore del Forte Marmi, si batte dal vertice alto alla sinistra del portiere biancorosso, sulla sfera che viene posizionata al vertice c'è Burgaia, vicino a lui Motaran. A centro area intanto Nicoletti cerca di togliere dalla traiettoria Ambrosio, sarà una gran bella lotta là in mezzo. Battuta in questo momento, missile di Motaran, contratto però dall'avversario Farizza che scatta in fascia destra. Farizza cerca di metterla al centro per Tataranni, non gli riesce, la sfera rimbalza male, Ambrosio la recupera, la serve a Rubio che avanza, la mette al centro per Motaran, sporcato il passaggio, Motaran entra in possesso di sfera ma non riesce, poi cerca l'angolo di precisione Ambrosio, niente da fare, Burgaia recupera la sfera, tiro di Burgaia sul palo lontano, poi c'è il fallo di Ambrosio su Nicoletti, la punizione in favore del Montebello, poi si gioca una punizione, un fallo di squadra, Ambrosio, per impedire che il Montebello scatti in profondità.
Dunque 5 falli rossoblu a quota 4 il Montebello. Tentativo adesso per Rubio e la parata del portiere biancorosso. Adesso è Motaran che può volare davanti a sé due avversari, tenta il tiro, Sfera che si impenna, tocca il soffitto, si prenderà con l'ingaggio al centropista. Intanto pronti a fare l'ingresso Maremmani e Giovannetti per Motaran e Ambrosio. La sfera è conquistata ma solo momentaneamente dai rossoblu, poi Nicoletti la fa sua. Nicoletti per Farisa, Nicoletti, Tataranni e Michelez in pista. Dall'altra parte abbiamo Rubio, Burgaia, Maremmani e Giovannetti che si gira, supera un avversario, finisce a terra, l'arbitro dice che si può proseguire, attenzione siamo già dall'altra parte. Tataranni per Nicoletti che la rimette al centro ma sbaglia tutto, la recupera Rubio che se ne va da solo. Ci prova a tirare in maniera accompagnata, niente da fare, palla al portiere, riparte Farisa per Tataranni, murato molto bene da Riccardo Sognata. Rubio un possesso di pallina, si ferma, ragiona, torna alla manovra, tanto pronto il time out per il Montebello. Ancora il Montebello che torna in avanti, va alla conclusione, Sfera che si impegna, rimane dietro porta, la recupera Burgaia, rimposta l'azione d'attacco partendo in fascia destra, avvicina a sé Giovannetti ma la sfera è contratta da Farisa, poi cerca un alza e schiaccia, la sfera si impenna, c'è il time out. Forte dei Marmi che a mio avviso deve rallentare un attimino, giusto questo time out per cercare di tirare il fiato ma soprattutto per cercare di riordinare le idee. Sì, condivido perfettamente la tua analisi perché il Forte dei Marmi chiaramente dal punto di vista tecnico è superiore, almeno sulla carta, al Montebello e quindi deve cercare di sfruttarle meglio queste sue capacità, perché il Montebello sta giocando una partita molto fisica ma molto convincente dal punto di vista del contrarre le iniziative, quindi è chiaro che il Forte dei Marmi non dico che debba rallentare il gioco perché poi sappiamo che nel DNA della squadra di Orlandi c'è proprio quello di andare a giocarsi la pallina da tutte le parti, però è chiaro che insomma deve cercare di sfruttare meglio l'aspetto tecnico di alcuni suoi elementi che il Montebello peraltro è stato molto bravo in tante occasioni a limitare. Partita comunque, lo stiamo vedendo, ancora molto aperta e tutte e due le squadre possono al momento sbloccare il risultato che è di parità in qualunque momento, perché occasioni se ne sono già viste parecchie, alcune fra l'altro non concretizzate per veramente un non nulla. Bene, riprendiamo quando mancano 10:32, 5 falli per il rossoblu, 4 per il Montebello, 2-2 il risultato con Tataranni, Paiva, Nicoletti, Farisa. Questo è un blocco vistosissimo, costa il quinto fallo di squadra. Il Forte dei Marmi ancora con la formazione invariata rispetto al pre-time out, Burgaia, Rubio, Giovannetti e Maremmani. Ancora Burgaia, fa girare Sfera, appoggia per Giovannetti, attaccato da Nicoletti, Giovannetti all'indietro per Rubio, percussione di Rubio, dietro la porta l'appoggio per Burgaia ma capisce, va a sporcargli la conclusione Michelez. Adesso è Rubio a controllare la sfera per i suoi, va alla conclusione, murata dal portiere, scusate, dall'avversario. Adesso è Farisa, recupera sfera, appoggia per Nicoletti, Farisa ancora, fascia destra per lui in profondità, Tataranni per linee esterne, Farisa poi cerca l'ingresso in area, va alla conclusione, molto bella in giravolta Tataranni, altrettanto bella la risposta di Riccardo Ognata. Intanto tentativo di disturbo da parte di Tataranni in maniera fallosa, ma l'arbitro dice che si può proseguire. Attenzione Farisa, e questa volta Ognata non si fa superare, ma un Montebello decisamente pericoloso. Il Forte Marmi deve sicuramente
fare qualcosa in più se vuole conquistare questi 3 punti. Maremmani per Rubio ancora per Burgaia. Ricordo che questa è praticamente la 6ª partita in 2 settimane che giocano le squadre, cioè anche questo è un fattore di cui tener conto di qui alla fine della gara. Intanto Farisa si fa sentire su Maremmani se lo porta un po' a spasso, passa dietro porta, Farisa ancora fa sentire il fisico, ancora Maremmani, Burgaia, Maremmani, poi ci prova sul primo palo, niente da fare. Rubio per Giovannetti, per Maremmani ancora, si ferma dietro porta, aspetta il piazzamento del compagno, a centro area c'è Rubio, adesso si fa vedere anche Burgaia, la sfera all'indietro per Rubio ancora, Maremmani fascia destra, attaccato da Nicoletti, si rifugia ancora dietro la gabbia, poi tenta un alza e schiaccia, controllato in una qualche maniera ma vittoriosamente da Nicoletti. Tataranni, sfera all'indietro, Farisa, può ripartire il Montebello quando mancano 7,49, risultato ricordo 2-2. Michelez per Farisa, accelerazione in fascia sinistra, c'è il fallo in fase difensiva del rosso-blu. Carmazzi rettifica la posizione, siamo praticamente fra 1,5 metri fuori dal dischetto. Attenzione al tiro di Nicoletti. Il tiro, sfera che finisce lì, poi è bravo Riccardo Gnata a toglierla dalla stecca di Tataranni. Ancora Rubio in percussione personale per Giovannetti, il tiro questa volta tocca a Nicoletti in porta biancorossa a guadagnarsi la pagnotta. Tataranni in possesso di pallina, cerca e trova arretratissimo il numero 7 Paiva per Nicoletti, cerchio di centropista, Tataranni arretratissimo, Farisa per Paiva, cerca di superare Giovannetti, la mette al centro ma c'è Rubio che fa buona guardia, la recupera Burgaia, se ne va Burgaia, poi fra le gambe dell'avversario va a tentare una conclusione, ben parata dal portiere, la sfera spazzata dai biancorossi. Dunque il Forte Marmi può tornare in possesso di pallina e a rimpostare l'ennesima azione d'attacco con Rubio in fascia destra. Il blocco, Rubio supera l'avversario, poi al centro c'è il fallo di Giovannetti, dice l'arbitro, rimane a terra Maremmani e intanto c'è il time out chiesto questa volta da Alberto Orlandi, sicuramente non così soddisfatto come in altre occasioni della propria squadra. Sì, indubbiamente anche merito del Montebello, però è chiaro che è una partita questa qui in cui Fortenami non è riuscito, sì, sta creando, però non è riuscito a mettere sotto l'avversario come è successo in altre circostanze. E del resto Orlandi me l'ha detto tante volte quando abbiamo parlato nei dopo partita, no? Questo anche a commento di altre partite, non necessariamente la sua, giocando a te in tempi così stretti è chiaro che non c'è materialmente la possibilità di preparare come uno vorrebbe certe partite e quindi poi la squadra finisce per risentirne. È evidente che tutti e due giocano, no? A tempi ristretti, per cui addirittura paradossalmente il Montebello ha riposato un giorno di meno, però non è soltanto una questione di fatiche fisiche, ma è una questione di poter leggere la partita in una certa maniera, visto che specialmente adesso con tutti i video che ci sono gli allenatori hanno la possibilità di sapere molto della squadra avversaria prima di incontrarla. È chiaro che più tempo uno ha per analizzare anche i video delle precedenti partite e più può prendere le contromisure. Se si gioca ogni 2 giorni questo non succede, e una partita come questa che ha visto il Montebello passare in vantaggio per primo, poi pareggiare e quindi restare sempre in corsa, è chiaro che diventa più difficile di quanto magari non si potesse pensare alla vigilia. Intanto è entrato Ambrosio al posto di Rubio, che tanto ha speso nella prima parte di questo primo tempo. Mancano 6:10. Attenzione a Farisa, la conclusione murata ancora dal portiere Riccardo Gnata.
Adesso è Maremmani per Ambrosio, per Maremmani, centro area, ancora Ambrosio che può manovrare, all'indietro per Burgaia, supera un avversario, Burgaia si rifugia dietro porta, si ferma, la mette lì per Ambrosio ma non arriva alla conclusione, ancora Burgaia, cerca di metterla al centro ma c'è Diego Nicoletti che fa buona guardia, siamo dall'altra parte, Nicoletti al centro per Tataranni che poi finisce a terra, la sfera recuperata dal Forte dei Marmi con Maremmani alla conclusione, passa un soffio fuori dal specchio della porta e dunque pallina che schizza lontana oltre l'altezza regolamentare, oltre la balaustra di fondo, dunque la punizione in favore del Montebello, ma una buona occasione questa volta, manovrata bene dal Forte dei Marmi, conclusa fuori dalla zona utile, ma comunque una gran bella azione. Manovra adesso il Montebello che torna in avanti con Farisa, fascia destra per lui, in profondità per Tataranni, un rimbalzo maligno, riesce comunque a servire, a far giungere sfera a Tataranni, da questi a Michelez per Diego Nicoletti, ancora Michelez in fascia destra, poi ci prova ad una mano, niente da fare, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, ancora il Forte Marmi a spazzare l'area, dunque la punizione ancora in favore della formazione allenata da mister Chiarello. Signor Carmazzi rettifica la posizione, 4,43 alla fine, 6 falli rossoblù, 5 per quanto riguarda il Montebello, il risultato ricorda ancora una volta 2-2. Adesso è Ambrosio che riesce a soffiare una sfera ma è solo, deve fare tutto da solo, si rifugia all'angolo, attaccato duramente da Nicoletti e forse sarebbe il caso che l'arbitro iniziasse a prendere i provvedimenti, perché succede spesso che la stecca vada a colpire l'avversario. Battuta in questo momento, Giovannetti per il tentativo di Ambrosio su filtrante di Maremmani, poi ci prova ancora Ambrosio, murato, sfera recuperata da Tataranni arriva in area e va a siglare il 3-2. Azione solitaria di Tataranni, si allarga bene Farisa, porta via l'uomo e Tataranni fa a secco Riccardo Gnata quando mancano 4:11 alla fine. È un gran bel gol questo veramente. Sì, un gol alla Tataranni, ha fatto tutto da solo, è partito nonostante che ci avesse l'avversario sopra, ha resistito alla carica, è riuscito a mettere dentro e comunque molto bravo Farisa che si è portato dietro il resto della difesa e ha consentito a Tataranni di puntare dritta a rete. Dava tanto l'impressione di un'azione provata, non tanto di un'azione estemporanea, perché si sono intesi veramente molto bene. Tataranni questi spunti chiaramente nonostante i 42 anni non li sbaglia. Senza ombra di dubbio, dunque Forte dei Marmi sotto per 3-2, Tataranni porta ancora in avanti il Montebello, perciò partita ancora lunghissima da una parte e dall'altra. Maremmani in possesso di pallina, dietro porta si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, si fa trovare a centro area Ambrosio ma è costretto a girare sfera all'indietro per Burgaia per Casas al centro, ma c'è Farisa in anticipo su tutti, cambia dall'altra parte per Nicoletti per Farisa ancora, per Tataranni, Nicoletti, Farisa per linee esterne, non hanno fretta ovviamente adesso i giocatori del Montebello, tentativo però sventato dai rossoblù, attenzione, Maremmani attaccato da Nicoletti al centro per Casas, poi c'è la difesa biancorossa che chiude tutto, Farisa Tataranni, tentativo di alza e schiaccia improbabile, molto più alta che il schiaccia e dunque il Forte Marmi può tornare in avanti. Ricordo 3-2 per il Montebello,
Sfera al centro, Nicoletti ancora il miracolo su Maremmani. E siamo dall'altra parte, il tiro di Diego Nicoletti è fermato. Burgaia dietro porta, Burgaia ancora, intanto finisce a terra Maremmani. L'arbitro ferma il gioco, il contatto con l'avversario. Ancora il Forte dei Marmi dunque che può riprendere il gioco appena l'arbitro, eccolo qua, fischia in questo momento. Burgaia in possesso di sfera, da questi ad Ambrosio, per Burgaia ancora, cerca il compagno, Maremmani dietro porta per Ambrosio, attaccato duro da Nicoletti. Ambrosio cerca di andarsene in area, non riesce a superare la guardia avversaria. Farizza, il tiro di Farizza, la murata di Burgaia, sfera che si impenna, finisce fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Montebello quando mancano 2:30, Montebello in avanti per 3-2, 6 falli per parte, dunque 2 minuti e 30 da giocare intensamente. Tatarani in possesso di pallina, Michelez per Nicoletti, tentativo di filtrante per Tatarani, se ne va Maremmani, supera anche il secondo avversario, poi scivola al momento della conclusione, frana addosso a Edi Nicoletti. Ovviamente non c'è fallo, è scivolato nel momento in cui cercava l'ingresso nell'area piccola, ma sicuramente non c'è fallo, ma neanche piacere, immagino. No, senz'altro, chiaramente non c'è fallo perché Maremmani fra l'altro era lanciato proprio verso la porta, ora è andato a scusarsi e scivolando è finito proprio addosso al portiere e lo ha colpito probabilmente forse con i pattini addirittura su un braccio, un avambraccio, e quindi decisamente dolorosa nonostante le protezioni che hanno i portieri, perché insomma sia che sia stato colpito con i pattini sia o con la racchetta, ma insomma in ogni caso sono abbastanza dure. Comunque sembra fortunatamente che Edi Nicoletti possa riprendere il posto, si sta sempre massaggiando un po' il gomito più che altro adesso e credo che si debba riprendere con una rimessa, sembrerebbe, vediamo un po', infatti in favore del Montebello. A favore del Montebello probabilmente il fallo di Lunetta, perché fallo sicuramente non c'è stato, ma l'ingresso in Lunetta da parte di Maremmani sì. Dunque a 2:13 il Montebello può tornare in possesso di sfera. È entrato anche Motaran, che ha fatto spazio proprio a Maremmani, sfera in profondità, poi Burgaia subentra l'avversario, porta via pallina Burgaia, se ne va, lo ferma, supera Motaran, non può andare al tiro, ma comunque ancora a manovrare la formazione rossoblu quando mancano 1:54. Casas al momento del tiro però è anticipato da Farizza, poi in seconda battuta arriva Motaran, ma ancora Casas in possesso di sfera, l'arbitro dice in maniera fallosa, poi Nicoletti va a farsi giustizia, sdraia Casas, poteva aspettare il fischio dell'arbitro, niente da fare. Signor Di Domenico decide che c'è l'ingaggio, non ho capito sinceramente, ha fischiato quando ormai la palla era sulla stecca di Casas ben lontana, comunque di fatto l'ingaggio. Forte dei Marmi va a conquistarsi la pallina, poi ancora per Casas che tenta il tiro, niente da fare, Motaran non se la sente di battere di prima, attenzione alla media distanza, la sfera recuperata dal Forte dei Marmi con Burgaia in possesso di sfera per il tentativo di Ambrosio che finisce fuori di un soffio. Attenzione che Michelez porta via sfera, si rifugia dietro la porta, cerca un compagno, sfera all'indietro, Farizza, ancora il tentativo fermato, poi spazzata l'area di rigore, ma è Farizza dietro porta, serve il compagno, occasionissima rosso-blu. Adesso è Motaran che conquista sfera, la dà Ambrosio, ma una pallina ignorantissima rimbalza sul bordo del balaustre, dunque la pallina torna in possesso del Montebello solo momentaneamente. Motaran per Burgaia, 32 secondi per Casas, adesso bisogna cercare l'ultimo tiro assolutamente
è inutile andare a rischiare una conclusione forzata, e infatti la sfera è recuperata. Attenzione che questa volta è Gnata che fa il miracolo su contropiede. 15 secondi, Motaran, il tiro fermato, attenzione dall'altra parte ancora Motaran per il tentativo di filtrante ma non riesce, e dunque l'ultimo tiro è sventato. Ci prova adesso Casas, ma è bene che sia finito questo primo tempo, è bene tornare agli spogliatoi, è bene fare mente locale su quello che sta succedendo. Giulio, le ultime parole di questo impegnativo primo tempo. Sì, un primo tempo in cui il Montebello onestamente con le due occasioni che ha avuto in fondo può anche meritare il vantaggio. Un forte Marmi in difesa abbastanza, lo abbiamo visto fin dai primi minuti, c'è qualcosa che non torna, diciamo così, stasera in difesa rispetto alle altre circostanze. È vero che il Forte Marmi è una squadra a trazione offensiva e che concede, però stavolta ha concesso anche degli errori che non dovrebbe, proprio una squadra che ha trazione offensiva come il Forte Marmi non dovrebbe concedere a un avversario che per di più ha giocatori come abbiamo visto Tataranni, ma anche Farizza e Miguelez che possono veramente far male. Ci è voluto un grande Gnata nell'ultimo minuto a salvare 2 volte proprio su Miguelez. Bene, ringrazio Giulio Arnorieri per il commento. Ricordo il risultato alla fine del primo tempo è 3-2 in favore del Montebello sul pala hockey della GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi. Il grazie naturalmente anche all'amico Giuseppe Nardini che sta lavorando per noi con la diretta streaming e le riprese. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, la linea al secondo tempo. Bene, torniamo in linea qua dal pala hockey di Forte dei Marmi per i secondi 25 minuti. Ricordo il risultato 3-2 per il Montebello sulla GDS Impianti. Apre Farizza al secondo sulla ribattuta di Riccardo Gnata. Farizza realizza il gol del vantaggio, il pareggio di Casas su assist d'Ambrosio, vantaggio rosso-blu di Ambrosio su assist di Casa. Poi Nicoletti fa il 2-2 e nel finale Tataranni in solitaria va a fissare il risultato sul 3-2 per il Montebello. Le squadre sono in pista. Vediamo quelle che sono le formazioni. Nicoletti, Diego Nicoletti, Farisa, Paiva, Miguelez, Ambrosio Casas, Motaran Rubio, in porta naturalmente Riccardo Gnata, preziosissimo in questo primo tempo. 6 falli per parte. Vediamo l'arbitro che richiama all'ordine mascherine le 2 panchine. Si può dunque partire. Signor Carmazzi e Di Domenico, ricordo gli arbitri della serata. Tutto pronto. Forte Marmi alla battuta. l'ok dei 2 portieri. Motaran in possesso di pallina. E adesso vediamo quelli che saranno state le catechesi dei 2 allenatori nello spogliatoio durante l'intervallo. Casas, Ambrosio in possesso di sfera, cerca e trova Rubio. Fascia destra per lui, supera in velocità al centro, poi ci prova Ambrosio ma rimbalzo maligno, cicca la sfera e dunque la punizione in favore del Montebello che gioca la prima sfera di questo secondo tempo. Rettificata la posizione, ricordo il Montebello e il Forte Marmi vanno a recuperare quella che è la 4ª giornata. Tutte e 2 devono recuperare 2 gare, la prossima sarà recuperata il giorno 29, perciò a breve avremo una classifica completa con tutte le squadre a pari punti, pari gare. La sfera in profondità è fuori dallo specchio della porta, Ambrosio la riconquista per i suoi, serve Motaran, pressing altissimo dei biancorossi. Motaran attaccato da Nicoletti, resiste in un primo momento, poi subentra Casas, la mette al centro. Il tentativo di filtrante di Motaran è intercettato, Nicoletti in avanti, gira dall'altra parte ma è fuori misura, la recupera Rubio, Nicoletti su di lui, lo brucia in velocità, supera anche il secondo avversario, arriva in area, tenta la conclusione, miracolo del portiere, poi il fallo dice l'arbitro di Ambrosio di sfondamento, questo è quello che dice l'arbitro.
costa il 7° fallo a carico del Forte dei Marmi, con Paiva che porta in avanti sfera per i suoi, cerca un compagno che al momento non trova, poi riesce ad appoggiare ma sempre per linee esterne a Farisa, si porta all'altezza della 3/4, Nicoletti in possesso di sfera per Michelez, Nicoletti nei pressi del proprio portiere, esce dalla zona buia, sfera all'indietro, Michelez per il tentativo di prima intenzione da parte di Nicoletti, sfera che schizza altissima fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Giulio, che secondo tempo dobbiamo aspettarci, perché al momento mi pare un Forte dei Marmi un po' più veloce? Sì, infatti mi sembra che abbia, diciamo, iniziato la ripresa su ritmi di velocità maggiori, ma è chiaro che devono essere abbinati a un'attenzione difensiva. Intanto una conclusione di Rubio parata da Edi Nicoletti, dicevo, devono essere abbinati a un'attenzione difensiva, perché l'abbiamo visto che il Montebello ha vari giocatori in grado di risolvere, no? Abbiamo visto il gol di Farizza, quello di Nicoletti, Diego, e quello di Tatarandi, quindi tutti i giocatori che hanno una grande esperienza e non hanno problemi, per cui bisogna stare attenti da una parte a cercare di rimontare, ma poi a non fare come nell'ultimo minuto del primo tempo, quando il Forte cercava di rimontare ma più vicino al gol c'è andato il Montebello. Senza ombra di dubbio. Intanto è Paiva in possesso di sfera, cambia, si intromette Ambrosio, lotta con l'avversario, sfera che schizza lontana, poi il rilancio è conquistato da Rubio per Casas che gli ritorna a sfera, ma si intromette Paiva e dunque il Montebello può riaddormentare per qualche secondo la gara. Ancora Paiva attaccato, Paiva dietro porta, sempre su di lui Rubio, sfera all'indietro per Nicoletti, Nicoletti per Farisa, per Nicoletti ancora, giocano ovviamente molto larghi e molto con l'uomo molto dietro i giocatori del Montebello per non farsi trovare scoperti. La sfera adesso è per Ambrosio, il tentativo di filtrante che non riesce, Diego Nicoletti insuperabile in questa occasione, poi sbaglia tutto, ma è ancora il Montebello in possesso di pallina, poi subentra Ambrosio, la sfera che si alza oltre l'altezza regolamentare, la punizione in favore del Montebello. Sfera a profondità, ancora il Montebello con Michelez, Paiva cerca un compagno, lo trova in Michelez, ancora all'indietro per Nicoletti, non può andare al tiro da lontano perché Murato è controllato da Casas. Nicoletti adesso cerca il filtrante, la pallina ancora per Nicoletti, tentativo di tiro, la deviazione abbondantemente fuori dallo specchio della porta, la sfera riconquistata da Rubio per i suoi, ancora il rosso-blu in avanti con Casas, Ambrosio all'indietro per Rubio, percussione di Rubio, Casas gira sfera la formazione rosso-blu, ancora Rubio esce dalla zona buia, cerca un compagno, poi la mette al centro ma è fuori misura. Non ha difficoltà Diego Nicoletti a reimpostare l'azione per la formazione del Montebello. Farisa, fascia destra al centro, ma non c'è nessuno se non Motaran che rimposta l'azione d'attacco. Motaran, il missile di Motaran, fa la barba alla traversa, poi la sfera rimessa al centro, ma il più lesto di tutti è Michelez che la imposta su Paiva, da questi a Farisa. Ancora Diego Nicoletti, adesso andranno al limite dei 45 i giocatori del Montebello, giustamente. Fascia destra per Michelez, al centro Paiva anticipato, la sfera recuperata da Casas, se ne va Casas, supera l'avversario, poi subentra Rubio che ci prova ad ingannare in prima intenzione, niente da fare. Siamo dall'altra parte con il giocatore del Montebello che però si vede rimontare da Ambrosio. Casas in fascia destra, Casas per Motaran, a domestica sfera, serve Ambrosio, Rubio dall'altra parte, Casas ancora, intanto il Chiarello chiede il time out per i suoi, al primo fallo suonerà la sirena,
il tiro di Rubio, la sfera che rimane lì, poi si lotta al centro dell'area, alla meglio il Montebello con Nicoletti che rimposta su Paiva che se ne va. Su di lui si porta Motaran, il velo di Farisa, ancora per Paiva, Motaran su di lui, sfera all'indietro, Farisa cerca un compagno, lo trova in Nicoletti per linee esterne, zona d'antigioco per lui, intanto Tatarani si prepara all'ingresso in pista, Paiva attaccato, riesce a superare l'avversario, poi arriva Motaran provvidenziale, la sfera è per Ambrosio che ci prova ad ingannare l'avversario anticipando il tiro, niente da fare, 2 contro 1, contropiede Farizza per Nicoletti largo, sfumata un'ottima occasione per il Montebello, hanno fatto tutto da solo. Motaran adesso supera l'avversario, va al tiro col gomito, riesce a smanacciarla quel tanto che basta per impedire la rete, è di Nicoletti. Forte dei Marmi che rimposta l'azione, questa era sicuramente una buona azione per il rossoblu. Intanto dentro Maremmani c'è il fallo, dice il signor Carmazzi, che vale l'8º fallo di squadra e questa volta non mi trovo proprio per niente d'accordo. Comunque di fatto 8 falli rossoblu, 6 per il Montebello che fa scorrere il tempo, un Forte dei Marmi decisamente più convincente. Sì, più convincente specialmente in avanti, anche se nei primi minuti c'era stata qualche difficoltà di troppo, più che altro perché in alcune occasioni i passaggi non sono stati molto precisi, quelli che poi sarebbero decisivi per liberare l'uomo per il tiro. Merito sicuramente anche del Montebello, sì, intanto è entrato anche Bertinato, che ha il suo primo ingresso in pista insieme a Tataranni. E dicevo che il Forte dei Marmi ha commesso alcuni errori anche per merito dei difensori del Montebello, ma è chiaro che quando si gioca sulla velocità basta poco per non far arrivare la pallina precisa al giocatore, quindi per impedire in pratica di poter effettuare il tiro. Secondo me l'ingresso di un giocatore esperto come Bertinato, che ha giocato una vita praticamente nel Trissino, è proprio, come dicevi te Fabrizio, per cercare di gestire il risultato. Un giocatore, come detto, di grande esperienza, che sicuramente può contribuire a tenere la partita su binari non eccessivamente veloci. Vedremo, starà al Forte dei Marmi cercare invece di modificarlo. Fra l'altro però, come vedete, c'è anche Tatarani in pista, per cui da una parte si è più coperto Chiarello, però dall'altra ha rimesso dentro un giocatore che sullo spunto breve è ancora fortissimo. Senza ombra di dubbio. Intanto Nicoletti prende il turno di riposo, il primo della partita, non era mai uscito. La sfera è proprio per Tatarani ancora per Farizza, attaccato ma resiste e supera l'avversario. Poi in seconda battuta arriva Rubio con l'aiuto di Motaran, porta via sfera il rosso-blu per Motaran, la sfera rimane lì e questa volta il miracolo salva il Montebello. Ancora Maremmani, va via, poi si ferma dietro porta, appoggia, sfera all'indietro, Motaran, si prepara all'ingresso anche Burgaia, Rubio spintonato e c'è il fallo di squadra numero 7 a carico del Montebello, a quota 8 il Forte dei Marmi, e in 17 minuti che mancano vedremo chi delle due arriverà per prima alla fatidica soglia dei 10, che mi sembra oramai, per quello che è l'andamento della gara, potrà essere ampiamente superata, ma vediamo, spero di essere smentito dai giocatori. Intanto si lotta a centro area, si lotta in maniera direi molto irregolare. Tutto pronto per la battuta. Il tentativo per Casas che non riesce, alla balaustra esce comunque Casas, sfera per Motaran, all'indietro Maremmani, tanto Motaran va al riposo, entra Burgaia, la sfera è per lui, Burgaia, percussione, cerca e trova Maremmani nel cerchio di centropista, si allarga Maremmani, serve Burgaia ancora per Maremmani, Burgaia, Maremmani ancora, fraseggiano i due, sfera all'indietro, Rubio, missile di Rubio,
dritto per dritto, il portiere non si fa ingannare, siamo all'altra parte con Tataranni, non affonda il colpo, osserva all'indietro Farisa, da questi a Michelez, tanto Bertinato va a fare la boa al centro dell'area, Michelez per Bertinato, sfera all'indietro, Farisa, secondi che scorrono naturalmente a tutto vantaggio del Montebello, che ricorda è avanti per 3-2, il tutto maturato nel corso del primo tempo. Farisa, poi alla balaustra lotta Burgaia e Michelez, l'arbitro decide per il fallo del rosso-blu, la punizione in favore del Montebello. 15:51 alla fine, battuta in questo momento Tataranni in possesso di sfera, Tataranni ancora per Bertinato che tenta il tiro al centro per la deviazione che non riesce, la sfera recuperata dal Forte dei Marmi, Casas in possesso di pallina, attaccato duro, resiste alla carica, si rifugia all'angolo, in seconda battuta arriva Farisa che porta via sfera, Farisa per Michelez, per Tataranni al centro, l'anticipo provvidenziale di Maremmani, poi Burgaia dietro porta, aspetta il piazzamento dei compagni, sfera all'indietro, il tentativo con la deviazione di Casas che però vede un'ulteriore deviazione di Bertinato e la punizione in favore del Forte dei Marmi, vertice basso alla destra di Eddie Nicoletti. 15:09, permane il risultato di vantaggio del Montebello, il tentativo adesso di Casas, attaccato Casas in area, Farisa si fa sentire, Casas all'indietro, Maremmani per Burgaia, per Maremmani in giravolta ma è fermato molto bene e poi ci mette esperienza e una gran bella spinta a Tataranni, l'arbitro dice che si può proseguire, dunque Tataranni in possesso di pallina per i suoi, ma è stato un paio di minuti di buon Forte dei Marmi, ma si sono scontrati con la difesa attentissima del Montebello. Tanto Tataranni dietro porta riesce a servire in una qualche maniera un compagno, da questi a Bertinato per Farisa, percussione dello spagnolo, va Rubio in un primo momento, gli tocca a sfera, poi non riesce nella conclusione, sfera che si impenna in una qualche maniera, finisce nei pressi di Eddie Nicoletti e dunque il Montebello che può tornare a manovrare con Farisa tra due avversari, serve a ritroso Michelez, se ne va in fascia destra, entra in area, poi si allarga troppo, ancora per Farisa, Michelez, Farisa ancora per Bertinato. 13:37, Michelez, tentativo, sfuma per i 5 secondi, la punizione in favore del Forte dei Marmi, intanto fuori Casas, dentro Ambrosio, fa girare molto gli uomini per cercare di tenere alto il ritmo il nostro Alberto Orlandi, ma è una situazione decisamente difficile. Ancora Ambrosio per Maremmani che si vede però anticipare da Tataranni, da Bertinato, il tentativo adesso di confusione in area, la sfera che passa sotto il corpo di Ignata ma è fuori dallo specchio della porta per un soffio, pallina che schizza lontana, Rubio viene messo giù e l'arbitro assegna l'8º fallo di squadra, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Tutto pronto, Maremmani in possesso di pallina, supera avversario, attaccato, mantiene il possesso, serve per Ambrosio, Ambrosio in area, spintonate in maniera ripetuta, poi finisce a terra. C'è il 9º fallo per il Montebello, la punizione in favore del Forte dei Marmi già battuta, sfera all'indietro Rubio, poi caracrollano un po' tutti al limite della lunetta
e vediamo quello che deciderà l'arbitro. Al momento ha soltanto fischiato lo stop al gioco. Giulio, sinceramente ero distratto e guardavo la sfera. Ma è successo come è successo prima, cioè c'è un giocatore del Fortenami, Ambrosio, prima era Casas e è frenato addosso al portiere perché il difensore del Montebello lo stava pressando, quindi questa volta sono finiti tutti e due a terra. Prima invece Casas, c'era se non mi sbaglio Michelez che lo stava spingendo e Edi Nicoletti si lamentava di Casas che gli andava addosso e Casas cercava di fargli capire che lui gli andava addosso perché quell'altro lo spingeva. È chiaro che in area, insomma, tanti complimenti non si fanno, per di più in una partita tirata come questa con il risultato che al momento è ancora in vantaggio per gli ospiti. E intanto sembra che Edi Nicoletti ce la faccia, insomma un po' claudicante comunque a riprendere. E Ambrosio va a spiegarsi anzi Bertinato che è andato a spiegarsi con Ambrosio, ma mi sembrava che non ci fosse assolutamente un fallo, è stato semplicemente che sono andati a finire addosso al portiere mentre si marcavano a vicenda, probabilmente non l'hanno neanche visto e gli sono franati addosso. E non è, insomma, è già la seconda volta che Edi Nicoletti fa le spese di giocatori che o gli finiscono addosso o altro. Comunque dovrebbe essere in grado di riprendere, sì. Sembra proprio di sì, e dunque la punizione in favore del Montebello, dice l'arbitro. 12:41, metà tempo preciso per quanto riguarda questa ripresa, con il Montebello ancora in vantaggio per 3-2. Sfera in profondità per Tataranni, l'anticipo di Maremmani. Maremmani supera un avversario, va alla conclusione ma è sulla caviglia di Paiva che accusa duramente. Adesso Rubio dietro porta per Maremmani, ulteriormente a ritroso per Burgaia, percussione di Burgaia, supera l'avversario al momento della filtrante, però è sporcato, ma Ambrosio, poi c'è la stecca di... Tanto attenzione che siamo già dall'altra parte, il tiro è Riccardo Ognata a dire di no, la sfera recuperata da Burgaia che vola, Burgaia supera un primo avversario, non il secondo, poi rimbalzo maligno, la punizione in favore del Forte dei Marmi, ma c'è il time out chiesto dal Montebello. Ricordo il risultato: 3-2 a favore del Montebello sulla pista della GDS Impianti, tutto nel primo tempo. Farisa al secondo, Casas pareggia al settimo, ribalta tutto Ambrosio all'ottavo, il pari ancora per il Montebello di Nicoletti e il vantaggio di Tataranni quando mancano 5 minuti alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo azioni da una parte e dall'altra, ma il risultato è inchiodato. Quello che cambiano sono i falli di squadra, avevamo chiuso sul 6-6, al momento sono 9 a carico del Montebello, 8 a carico del Forte dei Marmi. Sì, un Forte dei Marmi che dovrebbe cercare a parte che, ripeto, come diciamo sempre è facile dirlo da qui, no? Però dovrebbe cercare di ragionare un po' di più, perché si butta a testa bassa e non solo non è molto preciso anche per gli interventi, insomma anche con qualche fallettino molto tattico del Montebello, ma poi dopo si apre ovviamente dei corridoi importanti come quello prima di Diego Nicoletti per il contropiede. È chiaro che subire poi un'altra rete adesso sarebbe molto pericoloso, quindi ci vorrebbe, diciamo, a parte che era uscito, ma no, ci vorrebbe un'invenzione di Burgai, ecco, perché forse è l'unico che potrebbe in qualche momento scompaginare le cose in una partita che è molto, intanto tira Maremmani, una partita che è molto tirata. Arriva anche il nono fallo per il Forte dei Marmi e questo è il 10° fallo deciso dal signor Carmazzi, perché il signor Di Domenico mi pareva già con la mano alla tasca, ma di fatto Carmazzi lo anticipa segnando il 10° fallo a carico del Montebello. C'è adesso l'occasione che il Forte dei Marmi non può fallire. 10° fallo quando mancano 11:36. La posizione di prima è affidata ad Ambrosio, ma dall'altra parte c'è un Edi Nicoletti che insomma è giocatore importante. Ci prova infatti Ambrosio diretto, ma Edi Nicoletti si è mosso prima e dunque bisogna ripetere. Non è d'accordo Nicoletti con la decisione dell'arbitro e dunque adesso vediamo quello che si inventerà Ambrosio.
Federico Ambrosio, bomber del rosso-blu. Nicoletti torna in parte Ambrosio, ci prova e segna! La seconda volta è quella buona e fa 3-3 su 10° fallo. Ambrosio una sentenza, va a infilare sopra la spalla sinistra di Nicoletti, che questa volta non ci arriva. Giulio. Eh sì, un gol molto importante, perché oltretutto perché poi anche il Forte dei Marmi ha 9 falli, quindi è a rischio, no? Di ritornare magari sotto se il Montebello trasforma, quindi era fondamentale intanto riportarsi in parità e poi vedere come si evolveranno le cose. Ma insomma è chiaro che il Forte dei Marmi non dovrebbe nemmeno accontentarsi, eccolo qua, non dovrebbe nemmeno accontentarsi del pareggio. Nel frattempo è arrivato il 10° fallo e l'incaricato dovrebbe essere il numero 5 Nuno Paiva. Dunque nel giro di 15 secondi bruciati i 2 decimi falli. Vediamo adesso se Riccardo Gnata riuscirà a stregare il giovane, mi pare 23enne spagnolo. No, spagnolo, portoghese forse. Nuno Paiva, forse è portoghese, sì, sicuramente portoghese, lo spagnolo è Miguelez. Dunque vediamo un po' quello che sarà l'andamento. Paiva porta sfera, poi alza, ma c'è anche in questo caso il richiamo ufficiale a Riccardo Gnata. E dunque bisognerà ripetere la battuta. Torna tutto com'era con Riccardo Gnata fra i pali. Paiva che si prende tutto il tempo che vuole, giustamente. Parte il tiro, la deviazione di Riccardo Gnata, parata. Dunque il Forte dei Marmi, grazie al suo portiere, esce indenne da questo 10° fallo. La sfera è per il rosso-blu, ancora con Burgaia che cerca di filtrarlo al centro, niente da fare, se ne va Ambrosio, tiro di Ambrosio, la traversa piena, sfortunatissimi i ragazzi di Orlandi quando mancano 10:53, un tempo in memory ovviamente lunghissimo. Il Forte dei Marmi deve recriminare anche su questa traversa piena, niente avrebbe potuto il portiere di Nicoletti battuto, ma di fatto non siamo riusciti a battere la traversa. Ancora il tentativo di Rubio che non riesce, Tataranni a tu per tu con Maremmani, va alla conclusione, Maremmani lo blocca, se ne va Maremmani in fascia destra, tenta la botta ma è Bertinato a fermare, forse in maniera troppo precipitosa siamo andati a forzare un tiro. Intanto la pallina rimane lì, la ruba Rubio per i suoi, Rubio al centro, Maremmani, Nicoletti tiene a galla il Montebello in questa occasione. Poi c'è la stecca di Nicoletti fuori dall'area di competenza, ma sbaglia tutto il Forte dei Marmi. La sfera che si ferma sul retro della porta, si riprende dunque con un ingaggio. Abbiamo regalato sfera importante. Giulio. Ma sì, il Forte dei Marmi sta giocando in maniera troppo precipitosa. Fra l'altro ora va bene, è chiaro che il pareggio non lo soddisfa, però così facendo si danneggia da solo, nel senso che vengono fuori delle imprecisioni che poi danno il via a contropiede del Montebello. Fra l'altro mancano 9 minuti e 40, insomma chi segue l'Hockey da qualche anno sa che in 9 minuti e 40 si può praticamente scrivere la storia di questo sport, perché di reti se ne possono vedere non diciamo a decine, ma insomma 7-8 sì, tranquillamente, anche in partite equilibrate. Quindi forse converrebbe di più, visto che tecnicamente i giocatori del Forte dei Marmi non hanno niente da imparare, cercare di ragionare un po' e lavorare un po' più su questo. Però ripeto, è chiaro, sono discorsi che facciamo da qua e che sono facili da fare per noi. Qui sono squadre che giocano ogni 2 o 3 giorni e è chiaro che insomma certi meccanismi, finisce a terra Casas,
certi meccanismi non sono sempre scontati. Senza ombra di dubbio, intanto Farisa se ne va, cerca un compagno, si ferma nel cerchio di centropista. Da questi a Paiva per Nicoletti, il quarto esterno biancorosso è Tataranni. Tataranni per Farisa, 8,50 alla fine, sfera in profondità, ma c'è l'anticipo di Burgaia che poi viaggia in fascia destra, si accentra, supera un avversario, si ferma, aspetta il piazzamento, poi finta il tiro, serve Rubio, dietro porta Rubio, incrocia, tentativo di alza e schiaccia improbabile per Rubio, aveva l'uomo addosso, Rubio un possesso di sfera per Burgaia, Burgaia per Rubio, per il tentativo di filtrante al centro, ma Nicoletti fa buona guardia, ha cercato la velocità e il Forte dei Marmi ma non ha trovato la precisione. Adesso ci prova Paiva, ma la sfera è sul petto di Riccardo Gnata che la serve a Burgaia. Burgaia supera l'avversario, va alla conclusione, passa di un soffio al lato, azione travolgente di Burgaia ma non è riuscito. Intanto è Farisa che cerca di farsi vedere, Burgaia, sfera che schizza lontana, respinta dagli difensori biancorossi. Casas ai 10 secondi per portare avanti sfera, supera l'avversario, entra in area, poi la sfera ballonzola lì ma non riesce ad arrivare nel sacco. Paiva ancora per Farisa, Farisa supera l'avversario, punta Riccardo Gnata, va alla conclusione, allarga troppo, passa abbondantemente al lato, ma è ancora il Montebello pericoloso a manovrare quando mancano 7,13. Nicoletti in orizzontale per Farisa, Farisa va alla conclusione, passa al lato, non c'è nessuno sulla ribattuta, Rubio il più lesto, se la porta via per i suoi, Versiliesi che tornano in avanti con Rubio, Rubio ancora, dietro porta, toccato da Nicoletti, non riesce a servire, poi finisce a terra Rubio, colpito involontariamente, almeno questo mi auguro, al volto da Nicoletti. L'arbitro non ravvisa il fallo ma ferma il gioco per consentire il soccorso al giocatore. Erano arrivati due sulla pallina, se ne è impossessato Nicoletti e sullo slancio ha colpito al volto Rubio, non mi pare niente di che comunque. Ma mi sembra un'azione simile a quella del primo tempo con Farisa, in tutti e due i casi non credo che Nicoletti in questo caso, come era avvenuto prima, abbia fatto apposta, anche perché erano impegnati a cercare di prendere la pallina. Fra l'altro anche lui si è andato subito a scusare. Mi pare che fortunatamente comunque anche Rubio non ne risenta più di tanto, meno male, meglio così. Mancano 6 minuti e 44, può succedere ancora di tutto e lo stiamo vedendo. 3-3 il risultato, 10 falli per parte, tutte e due le squadre hanno esaurito il bonus dei 10 falli. Adesso Casas in anticipo, ma poi c'è lì in seconda battuta Paiva che porta via sfera, la dà in profondità per Tataranni, dietro porta Tataranni, la sfera è riconquistata dai rossoblu con Burgaia, cambia dall'altra parte per Casas, da questi a Ambrosio, Ambrosio all'indietro, Burgaia ancora, supera un avversario, poi non c'è nessuno per lo scarico, effetto adesso su Rubio, da questi ad Ambrosio, il tentativo d'Ambrosio è murato da Farisa, troppo prevedibile in questa occasione il Forte dei Marmi. Tutto pronto per la nuova azione del Montebello, cerca di metterla al centro ma Burgaia fa buona guardia, porta via sfera, Burgaia per i suoi, per Rubio che ci prova sul primo palo ma non riesce a ingannare l'avversario, e dunque Farisa che tutto solo soletto cerca un alza e schiaccia improbabile, poi la pallina, attenzione, che rimane lì, arriva Casas, la porta via pulita, Casas ancora fra due avversari, cambia, serve per Burgaia, attaccato, sfera riconquistata dal Montebello che torna in avanti, tentativo di filtrante che non riesce, Casas in profondità per Ambrosio, per Rubio ancora, il tiro di Rubio dà l'illusione del gol ma è l'esterno della rete. Siamo dall'altra parte con Burgaia
che ci prova nel mucchio, niente da fare. Nel traffico adesso il filtrante per Ambrosio, ma non riesce ad andare alla conclusione, e poi è provvidenziale l'intervento difensivo di Casas, sfera lontana. È un Montebello ancora pericolosissimo in contropiede, non riesce a far male solo per un soffio. Diego Nicoletti, 4:40 alla fine. Intanto un nuovo cambio, dentro Michelez, fuori Tataranni che ha dato il suo apporto alla squadra. Tataranni per Paiva, attaccato da Ambrosio, c'è il fallo di Ambrosio, la punizione, e intanto fuori Burgaia, dentro Giovannetti a dare un po' di respiro al fantasista rossoblu. 4:24, 3-3 il risultato, fuori anche Casas, dentro Motaran, in questo caso per dare un po' di peso alla formazione rossoblu. Giulio. Sì, è chiaro che a questo punto i cambi sono dettati anche dalla necessità di far recuperare gli uomini più che dal motivo tattico, no? Anche perché insomma bene o male i giocatori che abbiamo visto in pista da una parte e dall'altra sono tutti in grado di disimpegnarsi più che bene, e quindi è chiaro che se un giocatore ha bisogno di un attimo di rifiatare per non fargli perdere lucidità, è meglio chiamarlo fuori. Intanto è ripartito Giovannetti che ha fatto un ottimo lavoro difensivo, Ambrosio viene fermato e riparte ancora il Montebello. Montebello che riparte con Michelez, ancora Giovannetti a fermarlo, grande azione ancora una volta. Giovannetti ha toccato due sfere, due in maniera provvidenziale. Rubio, c'è il varco per lui, non arriva alla conclusione, la mette al centro per Giovannetti. C'è l'anticipo però del Montebello con Diego Nicoletti. Nicoletti la dà in profondità, poi Farisa al centro, ma non c'è nessuno, la recupera il Forte dei Marmi. Grande lavoro di Giovannetti che se ne va, arriva al limite dell'area, si ferma, aspetta il passamento dei compagni, serve Mutaranda, questi a Rubio, ancora Giovannetti, Rubio per Ambrosio che si in giravolta impegna il portiere Eddie Nicoletti, ma la sfera è ancora per il Montebello. Azione e percussione, non si riesce a superare poi Ambrosio l'avversario. Ambrosio il tiro, il miracolo di Eddie Nicoletti che tiene a galla i suoi, poi Motaran con mestiere porta via sfera. 2:51, Rubio, la conclusione, la deviazione, sfera che si alza, l'arbitro dice che non c'è fallo, poi è bravo Motaran a recuperare pallina, la conclusione ancora il portiere del Montebello. Rubio in possesso di pallina, supera un avversario, prova anche il secondo, viene raddoppiato nell'angolo all'indietro. Motaran, si allarga Motaran, la mattonella è giusta ma è fuori dallo specchio della porta. C'è però Ambrosio in anticipo su tutti, dietro la porta avversaria per Giovannetti, contrata al momento del tiro, sfera lontana, ancora Ambrosio, il tiro ancora Nicoletti che compie il miracolo, ma è ancora Motaran in possesso di pallina, poi la stecca fuori dall'area di pertinenza, la punizione in favore del Forte dei Marmi già battuta. Ambrosio in possesso di sfera, cerca un compagno, lo trova nell'arretratissimo Rubio che supera l'avversario, la mette al centro, niente da fare, arriva e ancora il portiere a fermare, e poi c'è l'11° fallo per la formazione biancorossa. Si lamenta Chiarello dal panchina, si lamenta tutta la panchina biancorossa. Di fatto l'arbitro assegna l'11° fallo ai rossoblu, sfera lunghissima, la recupera Rubio, 1 minuto e 40, dunque sono 100 secondi a disposizione per il Forte dei Marmi per prendere questi 3 punti. Attenzione però al contropiede, Nicoletti al centro, la sfera recuperata da Ambrosio che se ne va in fascia destra, serve Giovannetti, Giovannetti poi scivola, non ha un controllo felice, sfera lontana, la recupera Motaranda, questi a Rubio, tentativo di filtrante di Rubio controllato dall'avversario. Farisa sulla sfera,
va al raddoppio Giovannetti, molto bene, porta via pallina, ma ci sono i 10 secondi, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi, già battuta, ma l'arbitro dice che bisogna rettificare, decide lui come, dove e quando mancano 62 secondi alla fine. È un forcing, Giulio, che meriterebbe il risultato, però. Eh sì, non più, diciamo, più che con lucidità, col cuore. Sembra una partita di altri tempi, con un under come si dice dalle nostre parti. Sì, forse l'aspetto tecnico è andato un po' in secondo piano, però il Forte dei Marmi ce l'ha messa veramente tutta. C'è da dire che il Montebello è stato molto bravo, perché in difesa ha fatto una serie di falletti non evidenti, ma che hanno danneggiato molto la capacità di manovra del Forte dei Marmi. Per esempio i falli di Edi Nicoletti fuori dall'area di porta ne ha fatti 3 o 4, non tutti l'hanno fischiati, e poi i falletti tipici sul portatore di palla, in cui le squadre venete sono bravissime, però ha pagato fino ad ora questo sistema, che ripeto non sono falli cattivi o altro, però 36 secondi con Ambrosio che arriva in aria, finisce a terra e viene fischiato il fallo di squadra, lanciatissimo verso la porta, viene sdraiato Ambrosio, dunque fallo di squadra, 11° anche. C'è il time out chiesto da Alberto Orlandi. Quando mancano 30 secondi, Giulio, diventa difficilissimo. Sì, c'è tempo forse per 1 o 2 tiri, chi lo sa, perché insomma io ho visto che segna 2 gol in 30 secondi, però insomma erano altri tempi, forse magari le squadre ci stavano meno attente, anche se stasera, ripeto, hanno giocato in particolare forse dal Montebello ci si poteva attendere. Il Forte dei Marmi ha giocato più a livello di generosità che non a livello di testa, probabilmente si è anche reso conto di non essere in una serata particolarmente felice e quindi ci ha provato in tutte le maniere. Indubbiamente l'impegno non è mancato, ma ripeto, non è facile giocare così e non è scontato che la squadra che 2 giorni prima ha perso necessariamente sia la vittima sacrificale 2 giorni dopo, può essere invece l'opposto, no? Succede, ripeto, l'ho già fatto questo esempio, quando nelle competizioni internazionali si gioca tutti i giorni, no? E ogni tanto vengono sempre fuori dei risultati stranissimi, anche fra squadre dove c'è tanto di vario sulla carta, e non è questo il caso, perché poi è chiaro che non è facile riuscire a gestire le energie anche mentali per giocare ogni 2-3 minuti. Alle volte c'è magari un attimo di rilassamento, l'altra squadra invece, che veniva magari da una sconfitta e quindi era più carica, ne ha approfittato. Comunque insomma può succedere ancora di tutto e mancano 32 secondi e 2 decimi. 32 secondi alla fine, 3-3 il risultato, e la sfera, se non vado errata, è in favore del Forte dei Marmi. Vediamo come sfrutterà questo mezzo minuto il Forte dei Marmi. Chiesta la distanza, pronto Motaran al tiro, intanto al centro dell'area la solita battaglia fra Nicoletti e Ambrosio per la posizione. Il tentativo di tiro fermato, attenzione, sfera che schizza lontana, la recupera Casas dopo il contropiede del Montebello. Casas, il tiro al volo stava scivolando, perciò viene un tiro che finisce fuori dallo specchio e fuori dal rettangolo di gioco. Mancano 17 secondi, adesso ne passerà 10 nella propria metà pista e tenterà il tiro finale il Montebello. Questo almeno è quello che farei io se fossi l'allenatore, anche Giulio mi fa cenno, l'allenatore del Montebello. Vediamo che invece niente da fare, forzano il tentativo. 9 secondi, sfera all'indietro, Motaran supera l'avversario a 4 secondi, Motaran, la deviazione che non riesce, niente da fare, finisce qui e il Forte dei Marmi subisce il pari ad opera di un Montebello molto coriaceo. Dunque il Forte dei Marmi fa 3-3 il risultato finale. Nel primo tempo apre le marcature Farizza, il pari di Casas, poi Ambrosio che fa il 2-2, il 2-1 scusate, Nicoletti per il 2-2, Tatarani porta in vantaggio i suoi il 3-2. Nel secondo tempo la differenza è il 10° fallo, Ambrosio lo realizza, Paivas lo vede segnare,
se lo vede parare, dunque il risultato si inchioda sul 3-3 fino alla fine. Dire chi avrebbe meritato di più è molto difficile. Il Forte dei Marmi ha costruito molto, soprattutto col cuore, come diceva giustamente Giulio, ma alle volte non basta. Questa sera non è bastato. Giulio, se vuoi dire l'ultima parola di questa partita, poi andiamo ai ringraziamenti finali. Sì, ma secondo me è stato emblematico gli ultimi secondi, no? A 17 secondi potevano tener palla tutte e due l'hanno persa, quindi è una partita esemplificata bene qui, cioè tutti hanno provato a vincere più con la generosità che con il cervello, e forse la logica è proprio quella, che troppa generosità, poco cervello, magari, non che non ce l'abbiano, ma questa sera è servito per portare a casa un pareggio per tutte e due, un pareggio che sicuramente accontenta più il Montebello che non il Forte dei Marmi, anche perché insomma giocava in casa una squadra che sulla carta le era inferiore, e invece il Montebello per tutta una serie di motivi ha ottenuto un risultato di parità che poi non è che gridi allo scandalo. Grazie e buonasera. Bene, ringrazio l'amico Giulio Arnorieri, lo lascio al pezzo che sta preparando per la Nazione, la pagina sportiva della Versilia. Il grazie all'amico Giuseppe Nardini per le riprese e per la parte tecnica. Noi ci risentiamo oramai ad anno nuovo, perciò io faccio i migliori auguri anche da parte di Giulio e di Giuseppe a tutti i nostri ascoltatori di un sereno Natale e di un avvio di nuovo anno. Ci auguriamo in maniera felice. Ovviamente il Forte dei Marmi deve recuperare ancora una gara, lo farà il giorno 29 ma sulla pista di Follonica, e dunque tutti a tifare rossoblu e la linea torna allo studio.